Però non ti premio che non avrai questa soddisfazione, ti premio il vice. Vieni su questa. Grazie. Lui, Roby e lei fino alle 10:15 a partire dalle 7:30, mentre io e Max sui cartelli, quindi proprio, cioè, totale. Vuoi passare a 146 che quant'è? Cos'è il cielo del 146? No, vediamo un po'. Ah sì, la maniglia 146 a retto, perché nell'arco di un'ora penso che la staccata no, 100 volte, è proprio. Infatti dopo che daremo un giro del TT40 e quindi io dico che veramente i club sono grandi, possono diventare grandi, noi speriamo di diventarci, però se alla base non ci sono dei buoni mattoni non si va da nessuna parte. Sinceramente, voi vedete tutta l'attrezzatura qua che abbiamo portato, che tra l'altro, lasciate stare come l'abbiamo recuperata, però portarla qua è stata un'impresa. Per portarla qua è un casino disumano, non è che sta roba che sta in macchina. Abbiamo utilizzato il nostro furgoncino F12. Sì, io l'ho guidato da Rocchi dei Legionari fino a Bertiolo e mi è bastato. Però c'è uno che veramente c'è uno che ci ha messo non coraggio, di più. E passione. E passione. C'è uno che si è guidato da Bertiolo a Trieste, abbiamo bucato, grazie a Dio, nel box, ha cambiato la gomma, ci è venuto a aiutare ieri mattina, ha portato la camera d'aria, ha cambiato la camera d'aria, l'ha guidato fin qua prima che piovesse, Roberto. Veramente, guarda. Guarda, se vuoi ti nominiamo un pilota ufficiale. Hai l'abilità? Sì. Allora. E io dico questo, con staff così, oggi a Bertiolo c'erano il tuo staff, quindi dove si va, gli staff nostri sono grandi. Adesso, col tempo organizzeremo anche altre visioni. Col tempo adesso mi respira, se non ve la dato. Fare uno stop così è previsto? Sì, sta così e il minimo in età è 20 anni. È senza condizionare. Ce l'abbiamo già giocato. Se ce la giochiamo in incrocio, già non sono partiti, è andato una. A posto. Diciamo, cresceremo, stiamo crescendo, cercheremo di fare sempre il nostro meglio. Adesso intanto ci aspettiamo. Vai di là. Allora intanto grazie a tutti per essere qua. Allora io venerdì ho avuto il gran piacere di essere a Trieste e per la prima volta in 3 anni che conosco lui l'ho visto veramente senza parole. Credetemi ragazzi, se oggi siamo qua tutti a far festa, un grande applauso a loro. Perché hanno stato prova 1, 2, 3. Scusa, io volevo solo la cameriera bionda che mi serve, ti voglio bene. E poi stoppare. Da chi c'è questo?